Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Buon lunedì, buon inizio settimana. Oggi ne abbiamo 20 settembre, sono le 21:30 ed è il consueto appuntamento del lunedì. Lo dico per quanti dovessero guardare la diretta in differita, dunque come registrazione che resta disponibile su YouTube e magari si chiedono quando è possibile trovarmi in diretta. Dunque le dirette sono il lunedì e il venerdì alle 21:30 su questo canale YouTube, il mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 21. Bene, questi sono i 3 appuntamenti, settimanali nei quali appunto mi impegno, nei vostri confronti a darvi una risposta gratuita. Ovviamente rispondo in ordine di arrivo, in base a quelle che sono, le domande riportate dalla chat dal vivo nell'ordine cronologico che compare al mio, computer, dunque probabilmente non ha niente a che vedere con l'ordine, che vedete voi, perché questo dipende dagli aggiornamenti della diretta, da quando voi pensate di aver scritto e da quando arrivano a me anche gli aggiornamenti di tutti coloro che hanno scritto. Dunque io seguo l'ordine che vedo nel mio video, nel mio monitor, nessuno se ne risenta, perché cerco sempre di accontentare tutti. Tra l'altro sono qui gratuitamente, dunque non ed è anche una cosa ormai risaputa da quanti seguono il canale, che cerco sempre, di invitare tutti quelli che hanno già avuto una risposta a dare spazio anche ai nuovi o ad altre domande di altre persone. Benissimo. Detto questo, vi ricordo alcune cose importanti. Tanto per cominciare, sia il Marietto Veneziano che la sottoscritta, per quanti non conoscessero il Marietto Veneziano, cercate il suo canale YouTube che si chiama proprio Marietto Veneziano, all'interno del quale troverete molte condivisioni di esoterismo, radionica, radiestesia e altri racconti che lui chiama di fantasia. Dunque cercate appunto su YouTube il suo canale, così che scoprite di chi sto parlando. Il Marietto ed io collaboriamo ormai da moltissimi anni e a questo punto vi invito, se non conoscete appunto il suo canale YouTube, e non sapete appunto dell'esistenza del nostro sito, vi invito a visitare il sito che si chiama www.ilcapitano.altervista.org, è un sito completamente dedicato a queste materie, all'interno del quale troverete delle risorse gratuite, che potrete scaricare, sono risorse di radionica, chiriologia, ermetismo, cabala, dunque è tutto materiale di studio messo a disposizione in modo gratuito. I vari approfondimenti poi sono nelle, playlist dei nostri canali YouTube, dunque, è chiaro che se cercate un percorso dove siete imboccati, cosa che, in realtà è un po' un'illusione di questi ultimi 20, 30 anni, no, si va, si paga il corso, ti imboccano fino all'ultimo, piccolo tassello di una materia, pseudo nuova, in realtà non si inventa niente, però che pagate profumatamente e senza sbattimento. Vi imboccano e voi, alla fine avete il vostro attestato e siete diventati, maestri qui e, esperti di là. In realtà il percorso esoterico non è così, noi vi diamo delle piccole imboccate e il resto dello sforzo lo dovete mettere voi. Dunque se queste materie sono veramente, veramente, le materie per voi, se veramente l'esoterismo, l'ermetismo, la cabala sono il vostro destino, e allora avrete quella spinta bruciante dentro che vi porterà ad approfondire, a cercare, a voler imparare, a mettervi alla prova. Non c'è niente, non ci sono attestati in queste scuole, solo un percorso che viene fatto, in modo totalmente individuale, e per quanti lo desiderassero, comunque sia il Marietto che la sottoscritta sono a completa disposizione. Vi dico una piccola cosina prima di continuare con la diretta e a darvi le risposte. Che cos'è l'ermetismo? Bene, un libro di ermetismo è così. È un libro che
le pagine non sono tutte accessibili, che bisogna aprire e scoprire un po' alla volta. Questo è l'ermetismo. Dunque, se cercate cose come si usa adesso, no? Usa e getta, di consumo rapido, non è la strada per voi. Se invece volete veramente cambiare la vostra vita, imparare e mettervi in gioco, se volete veramente trasformare le cose, e allora siete sul percorso giusto, rimboccatevi le maniche, non c'è niente che vi pioverà giù dal cielo e niente soprattutto gratis in ordine di tempo, di impegno, eccetera. Va bene, detto questo, questa volta comincio sul serio, comincio col dirvi che nella domanda dovete mettermi il vostro nome e la vostra data di nascita, dovrete mettermi la domanda formulata in modo chiaro, non restate sul generico, queste sono cose che sicuramente trovate in altri canali e vi lascio volentieri agli altri canali se dovete appunto tanto per vedere qualcosa, non approfittare di un'opportunità, mettete dunque una domanda specifica, più siete specifici più le sibille vi daranno una risposta. Se però la domanda riguarda anche un'altra persona, allora dovete mettermi anche il nome e la data di nascita di quest'altra persona. Perfetto, queste sono le cose che vi chiedo, dunque no segni zodiacali, no cose generiche, nome, data di nascita, la domanda specifica formulata chiaramente. Se avete qualche piccolo dettaglio mettetelo, perché così io non mi perdo in interpretazioni e a darvene 3, 4 sperando che voi capiate cosa cercano di dirvi le sibille. Dunque è tutto per voi, ok? Per il vostro bene. Se avete difficoltà nell'esporvi, io sono disponibile per consulti privati a pagamento. Tra l'altro un consulto permette di approfondire molto, di guardare più domande, cosa che nella diretta chiaramente non posso fare perché avete tutti gli stessi diritti. Dunque il consulto 20 €, 45 minuti. Il mio numero è 347 8702 622. Benissimo. Buonasera Anna, buonasera Chiara, buonasera Viola, Laura. Buonasera, allora mi raccomando, vedo più o meno sempre le stesse persone che ormai hanno capito che se arrivano presto ottengono la risposta, le prime 2 le salto perché vi ho risposto di recente. Allora, Zara degli Eroi, Freddy, buonasera, buonasera Loredana, buonasera Lilli, buonasera Tiziana, buonasera Simona. Ho fatto un gran balzo col mouse, non me ne sono accorta. Buonasera Maria, buonasera Scudo Energo, buonasera Brilla Brilla che ha ritirato la domanda, ma va bene, buonasera lo stesso, Mattia, buonasera Stefania, buonasera Lori, buonasera, oh ciao Eve Siri, buonasera. Allora, buonasera Maurizio Antonio, buonasera Tatiana, buonasera Giusy. Bene, vedo che poi hanno ancora aggiunto appunto Brilla Brilla. Brilla Brilla, io ti tengo in considerazione nell'ordine in cui hai fatto la prima domanda e hai rettificato perché è giusto, eri lì prima. Allora, bene, a questo punto direi, ho già detto, facciamo così, se mi avanza tempo risponderò in ordine ovviamente anche ad Anna e a Laura, ma siccome vi ho risposto da poco, come ho detto, preferisco che anche altri abbiano questa opportunità. Vediamo un po', però cominciamo da Daniela. Grazie. Allora, Daniela, 18 aprile 73. Lavoro stabilmente nel pubblico impiego e vorrei sapere se vincerò un concorso per un ruolo superiore o riuscirò almeno a cambiare ufficio. Oh, ecco, brava. Mua. Il tuo nome, la tua data e la domanda non solo specifica ma con qualche dettaglio, ti ringrazio tantissimo perché ovviamente questo ne va per te, è una cosa positiva per te. Brava. Allora, Daniela, 18 aprile 73, vediamo per il suo lavoro e se vincerà il concorso o comunque se cambia qualcosa. Vediamo un pochettino. Buone novità o notizie in arrivo, vediamo un pochettino.
Allora, vediamo un po'. Cominciamo dalla prima linea, la linea del passato, dove si intuisce che qualche ostacolo, qualche persona che probabilmente vedi che ha presubito col nemico, dunque ci deve essere stato qualcuno nel passato per quanto riguarda il lavoro, no, che svolgi, che ti ha portato a, preoccuparti se probabilmente la tua fiducia era destinata o, rivolta nella giusta direzione. E vedo che comunque, la situazione ti deve aver impensierito, vedi che, c'è sicuramente, stato qualche piccolo problema, non è stato grave però perché ho visto, ti assicuro, stese molto più complicate, però forse anche stanca di fare sempre le stesse cose, hai cominciato a desiderare un cambiamento, vedi che c'è un nuovo inizio, cominci già a pensare al nuovo inizio, ma o sono mancate le opportunità nell'immediato, oppure parla proprio di questa fiducia mal riposta e che ovviamente ha portato a concludere un capitolo. Tuo malgrado si direbbe, però va bene così. Al presente vedi che ci sono ottime opportunità, Mercante e Costanza definisce una realizzazione dopo lungo sperare e aspettare proprio nell'ambito lavorativo. Dunque in questo momento si stanno presentando o si sta presentando quantomeno una buona occasione e questa occasione ha a che fare con la carta del sacerdote. Dal momento che non ho idea se lì presso gli uffici dove sei tu c'è la possibilità di un cambio di mansione all'interno di un ambito legale o paralegale, amministrativo, probabilmente lavorando nella pubblica amministrazione è normale che, quasi tutti gli uffici siano di questo tipo, però sembra proprio comunque un qualcosa di positivo, un'ufficializzazione di qualche tipo o un aumento di responsabilità, per il ruolo che ti attende. Allora, qui c'è sicuramente qualcosa di positivo, e anche c'è anche da dire che, sicuramente sei, "tenuta d'occhio", tra virgolette, sei giudicata positivamente per le tue qualità. Vediamo cosa succederà nel prossimo futuro. L'amante, l'allegrezza al cuore, il ladro parla di alcune proposte, di alcune opportunità positive per le quali però attenzione, perché il ladro, parla di qualcosa che invece ti viene sottratto. Cosa mi sento di poter dire, visto e considerato che parli di un concorso e, dunque non sembra prospettare un'eventuale vittoria, a meno che il risultato non sia nell'immediato. Allora se stai per avere la comunicazione, sarà una comunicazione positiva, ma se non riguarda cioè se queste conferme delle tue qualità e del fatto che ci sia la possibilità di un aumento di responsabilità con un ruolo magari di coordinatore, un ruolo di, responsabile, allora potrebbe comunque dire che non non si vede l'attribuzione di ruolo per un'altra cosa. È possibile che, tu venga spostata semplicemente d'ufficio, vedi che non compaiono carte di concorso. Il problema qual è? Il problema è che, una proposta probabilmente viene in qualche modo fatta e negata. C'è la possibilità delle solite belle abitudini all'italiana dove si favorisce qualche raccomandato, comunque c'è qualcosa che non va subito a buon fine. L'esito però parla di alcune, aspettative, probabilmente di collaborazione o, che c'è la possibilità proprio magari desideri collaborare con qualcuno in particolare e il domestico potrebbe indicare una persona con cui, vai d'accordo, una persona responsabile, ma una persona anche sempre disponibile, un po' più giovane di te. Allora, non ti ripeto, non si parla di concorsi,
per questo non vedo quella cosa nell'imminente, ma vedo un aumento di responsabilità, vedo che probabilmente ti viene proposto qualche ruolo che ti verrà sottratto, ma alla fine, credo che tornerai sui tuoi passi, ma probabilmente con un ruolo di collaborazione migliore. Dunque, o che ti proporranno qualche altra veste nel solito ufficio, comunque qualcosa andrà a muoversi, non secondo le tue aspettative e con alcuni ritardi, però c'è. Allora, andiamo avanti. Vediamo un pochettino la prossima domanda di Lilli, Nunzia, 19 dicembre 92, voglio sapere se incontro un uomo che mi ama e se riesco a laurearmi. Queste son 2 domande diverse. Io posso risponderne a una. Dunque qui scegli tu Lilli, se sei ancora collegata ti rispondo subito dopo, mi devi scrivere però cosa scegli. Ah, mia madre ma sono una figlia, guarda la data di nascita che sono diverse. Ecco, ma io non vedo soltanto 19 dicembre 92, però mi devi specificare quale delle 2 domande vuoi che io ti guardi, perché sono 2. La laurea, brava, va benissimo. Allora intanto approfitto, visto che si sono collegate delle altre persone, saluto Alex, saluto Donato e perfetto, okay, vedo che sono altre domande. Allora, la laurea di Lilli Nunzia 19 dicembre 92, vediamo un pochettino il percorso di laurea. Per Nunzia. Allora, sei all'inizio perché il bambino parla di avvii, di progetti, ma anche di molta fiducia e di determinazione. Consideriamo che è affiancata dal militare. Ovvio che c'è anche uno sforzo, c'è qualcosa che ti chiede comunque di lottare. Vediamo un pochettino. 92, quanti anni hai adesso Nunzia? Una ventina, sei un abbastanza, cosa sei, secondo, terzo anno per le lauree brevi. Allora, aspetta che la inquadro meglio, vado a vedere se hai interagito in qualche modo. Hai 27 anni, devo ritornare io alle elementari per imparare a fare i conti. 92, ma allora c'è un'altra data, perché 92? No, hai già 27 anni. Cavoli, sono rimasta indietro di 10 anni. Allora, perfetto. Sì, cominciamo dunque dall'inizio. Beh, sicuramente, diciamo che all'inizio, forse non sei partita subito con l'idea di studiare, perché vedo che, immaginavi di trovare lavoro, forse c'era anche un ragazzo di mezzo con cui avrei avuto dei progetti, non sei partita subito per gli studi, almeno così sembrano dire le sibille. Però cammin facendo, non so se tu studi materie o filosofiche o legali, vedi che c'è il sacerdote, dunque gli ambiti sono quelli, però cammin facendo hai colto l'opportunità di cominciare questo percorso e devo dire che sembra proprio qualcosa che comunque ti piace, Ehm, al sesto anno di medicina. Bene, ecco, diciamo che la carta del sacerdote ha le qualità di Giove. Per chi conosce un pochettino gli influssi, anche dei dominatori planetari, Giove si occupa di materie superiori, dunque medicina, filosofia, lo spirito, dunque la filosofia intesa anche come religione, non per niente c'è il sacerdote. Diciamo che è, ecco, effettivamente può anche dire
Non so perché veniva il bambino allora a questo punto, o hai qualche nuovo progetto, o c'è qualche segreto che è nato da poco, qualche ostacolo nuovo, potrebbe esserci qualcosa del genere, però fondamentalmente quello che ti posso dire è che le cose stanno andando bene e hanno tutta la qualità di andare bene. Da quello che vedo qui, tra l'altro, o devi scegliere fra più opzioni per la specializzazione, oppure hai inizialmente, come dire, magari messo le basi anche per più indirizzi, perché, c'è proprio un qualcosa, un coinvolgimento in più. Uno è un vecchio amore, possiamo dire così, magari qualcosa che guardavi da tanto tempo e magari anche il motivo per cui hai deciso di diventare un dottore, ma è qualcosa è anche nato, più di recente. Comunque, guarda che sei una persona veramente valida. Questa è una carta molto, molto positiva, quando compare abbiamo a che fare con persone che veramente si danno da fare e ti posso dire che da quello che vedo ti inserisci praticamente mentre ancora stai studiando nel mondo lavorativo. Dunque, non vedo assolutamente problemi per te. Tutto sembra scorrere bene anche perché ti stai impegnando, stai cercando di fare le cose ben fatte. Mi raccomando, c'è la possibilità, che qualcosina magari ogni tanto possa essere una fonte di distrazione, ma ci sta, sono percorsi di studio lunghi, insomma. Allora, gelosia, viaggio, morte, amore. Allora, qui probabilmente potrebbe indicare qualcosa. Io non so, che cosa intendano, ma è possibile che cambierai non solo, c'è qualcosa che cambierai, inizialmente con molte resistenze, con molti turbamenti, ma, sicuramente, cambierai e porterai a conclusione, ma anche in modo felice. Il cambiamento sarà profondo, è probabile che tu debba proprio anche andare da qualche altra parte, non lontano, ma qui stiamo parlando di un grande cambiamento, perché sono 2 carte di cambiamento vicino. Comunque sì, per me sì, per me ce la fai a laurearti, non vedo perché no. Anzi, da come si vede qua, ehm, ti dovresti inserire praticamente nell'immediato. Allora, andiamo avanti. Prego Nunzia, in bocca al lupo, quando starò male ti chiamo. Abbiamo bisogno di dottoressa in gamba. Dunque andiamo avanti, cioè torno indietro nell'elenco e andiamo avanti. Allora, Simona, 4 agosto 79, potrà nascere una storia seria con Paolo, 7770. Grazie. Vediamo un po'. Simona e Paolo. Mh. Al momento molte chiacchiere. Vediamo un pochettino. Mah, non credo, sai. Io vedo quest'uomo con degli altri impicci. Mi sembra che lui abbia già una relazione di lungo corso e che al massimo in questo momento potete essere amanti, per quello che vedo qui. Non mi sembra qualcosa che abbia occasione di chiarirsi, anzi, spesso ti dice delle cose che sembrano promettere bene, l'abbiamo visto anche al taglio e lo vediamo anche
all'esito ti farà piangere per tutte le cavolate che ti racconta. Io ti dico che non la vedo questa cosa. Se possibile ti converrebbe, finché sei in tempo, sistemare le cose con questo gran signore, che potrebbe essere già la persona ufficiale che hai tu, perché anche tu ti vedo impicciata. Qua secondo me non c'è molto. Tra l'altro porterebbe solo un mare di guai, perché sembra che, vedi, si darebbe tanto da fare una tua nemica, che potrebbe essere la persona che lui già ha da molto tempo. Dunque la vedo come una disfatta su tutti i fronti. Non f sinceramente con carte del genere non ti consiglio di credere più di tanto, ecco. Vedi, ti racconterà tante di 'ste cose che ti farà piangere quando le scoprirai. E poi sarà il caso invece di, vedi, la conversazione, parla di contesti amichevoli, dell'entourage familiare, delle persone care che abbiamo intorno, dunque lì troverai consolazione. Non o nella cerchia di amicizie insomma, ma non la vedo questa cosa, Simona. Andiamo avanti. Allora, vediamo un pochettino scudo. Bruno, 21 settembre 54, pensavo di fare autoproduzione di design. Vabbè, vediamo come andrebbe. Allora, Bruno e l'autoproduzione del design, è caduta una carta e io gli do sempre peso, dunque è una bella carta. Abbiamo già un buon segno. È un po' come tornare forse, su qualche mh. Beh, il progetto sembrerebbe essere solido e anche fattibile. Magari inizialmente, ti dovrai accontentare di un investimento minimo o comunque di ricorrere a risorse che ti provengono già dal passato, no, o riciclare, potrebbe essere anche, qualcosa di interessante, il riciclo creativo, chiedo scusa. Allora, vediamo un pochettino. Mh. Ma sai, nonostante le carte fossero positive, o almeno l'apparenza, c'è caduta una carta positiva, il taglio era comunque abbastanza incoraggiante, te lo sconsiglio però. Ecco, in questo ambito forse è meglio non investire più di tanto, perché potrebbe, potrebbe servirti o potrebbe, essere necessario chiedere aiuto e vederselo negare. Dovrai praticamente contare solo sulle tue forze e possibilità, che comunque non mancano, perché viene fuori la costanza e vale per le donne tanto per gli uomini, comunque una carta di valore, qualcuno che sa il fatto suo e che regge alla lunga. Dunque, anche se ci saranno delle difficoltà e probabilmente non riceverai gli aiuti, di cui avresti bisogno per partire con questo progetto, comunque tu sei una persona valida, in gamba e troverai qualche altra opportunità per incamerare, liquidità o per trovare delle soddisfazioni, però nel mucchio ci saranno anche dei momenti dove qualche notizia non sarà o qualche risposta non sarà delle migliori. Dunque qualcuno ti aiuterà, qualcuno si negherà, qualcuno ti farà fare dei lavori, qualcuno no. Il rischio è che magari vi lanciate per accordarvi, poi non pagheranno, dunque attenzione, va bene? È un qualcosa che comunque ti riporta, vedi, su un vecchio percorso, ma dovrai trasformarlo completamente o forse alla fine chiudere questa impresa, ma non nel senso la tua impresa lavorativa, il tuo lavoro di per sé va bene, io sto rispondendo esclusivamente alla domanda di design creativo, dove vedo che le possibilità di lavorare sono incerte, vedi,
non puoi fidarti di quello che ti viene detto, perché magari ti dicono una cosa che poi si rimangiano, ti fanno lavorare tantissimo per nulla e dunque alla fine avresti più dispiaceri e rimpianti che non soddisfazioni. Per ora, non è il momento di cominciare questo percorso, non adesso, magari più avanti, okay? Allora, Sally, ciao, vorrei sapere se per me è meglio stare nel posto vecchio di lavoro oppure cambiare come avevo pensato. Federica, 28 settembre del 90, vediamo un pochettino allora cosa ti dicono le sigle per quanto riguarda il lavoro. Sì, Siria, ti saluto tutti. Allora, mhmm, beh, c'è qualche cosa comunque, un'indicazione non semplice, non facilissima, non serena per te, almeno sembra che ci siano delle incomprensioni là, nel luogo dove lavori. Proprio il luogo, non necessariamente si tratta di colleghi o di qualcuno, del posto in sé, però c'è qualche rischio, qualche situazione non serena. Adesso vediamo un pochettino. Mh. Allora, io vedo il cambiamento. Ehm diciamo che per ora non ti consiglio nulla di particolare. Quello che posso dirti è che le sibille vedono delle opportunità dove magari, ti hanno proposto qualche cosa in più, qualche aumento o, anche solo dei ruoli, delle collaborazioni diverse, ma si è creata una specie di gelosia da parte di un tuo collega più giovane che, non ha perso l'occasione, quando ha potuto, di creare comunque delle difficoltà lì nell'ambito del lavoro. Dunque o ha, chiacchierato a vanvera, diciamo così, sempre per gelosia lì sul posto di lavoro, o comunque, ehm, ha creato delle discussioni che si potevano risparmiare. Insomma, non sembra una delle migliori circostanze nel tuo passato, comunque una collaborazione zoppicante. Al presente, la situazione comunque per te è solida e effettivamente anche per il tramite di alcune conoscenze hai la possibilità di rivolgere lo sguardo anche altrove, di informarti per altre cose, però attenta perché comunque nel prossimo periodo compare la carta del nemico, il che significa che, qualcuno intorno a te può cercare di farti qualche sgambetto o di crearti ostacolo, anche solo osservando ogni tua mossa, anche solo, riportando e segnando qualsiasi cosa tu fai lì sull'ambiente nel posto di lavoro. Però vedo che arriverà una bella comunicazione, qualcosa di veramente interessante per te e questo genererà gli ultimi, penso, strappi, perché vedi superbia e, disgrazia. Dunque l'importante è che tu, proprio sul finire, Sally o Federica, non perda, diciamo così, ehm, la tua, compostezza, la tua eleganza e tutto quello che ti sei anche sudata in termini di, posizione nell'ambito del luogo dove lavori, dunque non cedere, a, come dire, momenti di rabbia che ti potrebbero far reagire in modo non adeguato, okay, perché sei, secondo me, volutamente sfidata, in futuro. Ricordati che c'è sempre qualche cosa legato a, un qualche collega geloso, dunque tutti i meriti che tu comunque ti sudi e ti conquisti vengono
chiacchierati, ma lascia il tempo che trova. Quello che vedo è che quella rottura comunque porterà per te finalmente, come forse ti svuoterai, no, quelle cose che avresti voluto dire da chissà quanto, dunque, mhmm, cerca solo di dirle con eleganza, perché questo potrebbe dire anche che si crea uno strappo irrecuperabile, però starai bene e andrai lontano, cioè cambi, ti vedo cambiare. Anche il cambiamento è nell'esito. Vedi, si chiude proprio un capitolo, ma sarai ben contenta perché la proposta, l'offerta, la notizia che riceverai porta veramente consolazione, sorpresa, forse perfino un aumento, in termini economici. Dunque, ci sono delle difficoltà, ma, gestibili, okay, dunque non preoccuparti perché quello che vedo comunque è un bel cambiamento nel prossimo periodo. Allora, vediamo ancora, Brilla Brilla, andiamo a cercare, la domanda di Brilla Brilla. Buonasera Hilde, sono Isabella, 7778. Guido, 28 aprile '78, torna da me? Okay, vediamo un po' se c'è il ritorno. Vi ricordo che per queste domande, per tutte le risposte che comunque vi do, dovete tenere in considerazione che le sibille rispondono per eventi. Rispondendo per eventi ci prospettano quello che avverrà nel prossimo periodo nell'ordine da loro manifestato, così per come, compaiono nella stesa. Più o meno, generalmente è così. Dunque considerate che i tempi sono difficili da investigare, anche perché, gli eventi dipendono dalla qualità di ritmi della vostra vita, cioè se avete una vita piuttosto ritirata e monotona, vale a dire ripetitiva, è difficile che, le cose, previste abbiano un incalzare di un certo tipo, potrebbero richiedere più tempo. Dunque stiamo parlando sempre comunque di tempi, di 3, 6 mesi, E per quanto riguarda, invece se avete vite molto più movimentate potrebbero anche, rispondere in tempi molto più rapidi. Fermo restando che se non compare un evento nelle prime cose raccontate dalle sibille, non significa che in futuro non avverrà mai, okay, dunque, ci tengo a specificarlo ogni volta perché ci sono sempre persone nuove che magari vengono e ascoltano per la prima volta e non hanno visto altre dirette dove ho già detto questa cosa. Dunque, se non compare nella stesa non significa no per sempre, significa no per ora, non è nei prossimi eventi, va bene? Allora vediamo, torniamo dunque alla domanda di Isabella, 7 luglio '78, vediamo se torna Guido, 28 aprile del '78. È un buon taglio, ma cerchiamo di capire meglio, perché le carte sono belle, ma poi mh. Allora, per il momento non lo vedo muoversi particolarmente verso di te. E ti spiego cosa vedo. Intanto, partendo dalla linea del passato, si intuiscono problematiche che si sono trascinate nel tempo. Possono essere state anche di ordine economico, ma non necessariamente. La carta del denaro comunque parla di tutto ciò che abbiamo consolidato nel tempo, sia a livello economico, ma anche di situazioni che si trascinano. Dunque e che hanno portato, come vedete, a prendere delle decisioni, a un periodo, diciamo così, anche di turbamento, di sofferenza e alla fine, diciamo così, la scelta è stata fatta, Qualcuno, cioè lui si è allontanato intenzionalmente,
okay, sembra proprio che alla fine abbia deciso di vivere, diciamo così, al di fuori di questo rapporto. È anche possibile che ci fossero degli aspetti che proprio non tollerava più. E dunque, ha preso le distanze da tutta la situazione. Ora io non lo vedo in questo momento, dell'idea di tornare, anche perché c'è ancora freddezza e sembra che comunque ci sono 2 figure che potrebbero essere, non so, o i suoi genitori o comunque, se non sono proprio personaggi, dunque a volte le carte personaggio parlano anche di contesti, non per forza di persone, però mettiamo così, vicino alla carta della casa potrebbero essere i suoi genitori che un pochino, mhmm, magari in qualche modo cercano di fare o di dire delle cose che però non sembrano favorirti tantissimo o favorire tanto un suo eventuale ritorno. Oppure può anche indicare che ci sono proprio oggettivamente degli ostacoli, delle interferenze, che rendono difficile, di nuovo percepire quella familiarità che c'era. Okay, dunque da qui vedo ancora la possibilità che lui sia lontano, freddo, anche che in alcune occasioni, se ne avete avuto modo, è possibile e considera che compare nella linea del presente, è possibile che abbia anche detto delle cose pensando di dire la verità e le abbia dette anche in modo piuttosto, ecco, senza tanto pathos o senza troppa compassione, cioè le abbia dette perché sentiva che era giusto dire delle cose. Allora, c'è un po' di tutte queste, situazioni. Vediamo se hai per caso scritto qualcosa. No? Dunque va bene, andiamo avanti. Allora, quello che si vede comunque nel prossimo periodo scusami, prima di andare al prossimo periodo dico apro un ultimo inciso. Oltre a essere probabilmente 2 persone di una certa età, potrebbe anche parlare di una ex, okay, dunque ah, sei tu, va bene, okay. Comunque, vedi qua non è che c'è il soggetto, io non conosco la storia, vedo che comunque ci sono state delle dinamiche di questo tipo, che poi sia stata tu, lui, in ogni caso l'allontanamento c'è. Certo quando possiamo parlare e interagire insieme è tutto diverso. Comunque, diciamo che, probabilmente ci hai messo un po', a prendere questa decisione, se sei sta visto che dici di essere stata tu, allora perché chiedi se torna? Se ti sei allontanata tu, magari dovresti tornare tu. Comunque, in questo momento anche lui probabilmente si è preso del tempo per analizzare la cosa dalla sua angolazione, dalla sua prospettiva. In ogni caso sembra che un momento di chiarimento sia possibile nel prossimo periodo. Diciamo che, ehm, bambino, consonante sorpresa e dottore possono essere intesi come una possibile riappacificazione. Non un vero e proprio ritorno, ma la possibilità anche solo di confrontarsi, di chiarire alcuni aspetti serenamente, anche per la fiducia che probabilmente ancora avete, Volevo che lui mi dimostrasse qualcosa. Eh. Volevi che ti dimostrasse cosa? Che ti proponesse di ufficializzare la relazione, di vivere insieme? Io questo lui lo vedo molto freddo in questa direzione, però attenzione, vedo che c'è qualche possibilità di chiarire e di dirvi delle cose in futuro, però vedo anche che lui, guarda, prigione, messaggero e domestico, è un po' bloccato nel dirti delle cose, È come se alcune delle situazioni o forse delle cose che dovrebbe fare, è un po' bloccato a farle, okay? Ora i perché, i per come non ci vengono spiegati o chiariti, però si capisce che anche se parlate, anche se probabilmente
c'è un margine, lui è lì, vedi che c'è 'sta carta della prigione, dunque allora, cosa vedo però qua? Riunione, ladro, allegria, mercante. Mh. Guarda, ripeto, sai benissimo che io e te in privato non ci siam sentite mai, è la prima volta che ti rispondo, non conosco niente della vostra storia. Quello che posso dirti è che anche se c'è la possibilità di un ritorno, a me 'sta presenza del ladro e allegria non piace. Non mi piace neanche un po', per esperienza dove c'è il ladro nelle relazioni e dove c'è l'allegria significa che comunque c'è in corso o ci sarà in corso un altro flirt parallelo, qualcuno che cerca di inserirsi nella relazione e che ha a che fare, visto la carta del mercante, con l'ambito lavorativo. Dunque, io di vederlo tornare, cioè sì, ma non ti dimostrerà quello che tu speri. Forse fai prima a cercarlo in qualcun altro questa cosa, però comunque questo è quello che vedo. Va bene. Allora, prego. Benissimo, diciamo che ho fatto più della mezz'ora, ma stasera prima di iniziare ho fatto un'introduzione e ho portato via la testa, dunque, è normale che abbiamo sforato così. Vi ringrazio comunque tutti per, aver partecipato alla serata. Vi ricordo l'appuntamento di mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano. A quanti non ho dato risposta potranno riprovare nei prossimi appuntamenti. In ogni caso, ehm, sono comunque disponibile per consulti privati a pagamento, 20 €, 45 minuti, non è nemmeno una cifra inarrivabile, dunque per quelli che desiderano un approfondimento, poter fare più domande, io sono, a disposizione. Bene, detto questo, mercoledì 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano e poi di nuovo con me qui sul mio canale YouTube alle 21:30 venerdì. Benissimo, vi auguro un buon proseguimento di serata e a presto dalla vostra Ilde.